Buongiorno amici, anzi buonasera e bentornati alla nostra puntata di Voglia di Festa. Oggi siamo in compagnia di un comune speciale, siamo in compagnia del sindaco Lorenzo Ruggeroni. Buonasera sindaco. Buonasera. E siamo in compagnia del presidente della Proloco. Abbiamo fatto un inverno difficile, comunque adesso ci stiamo avviando in una buona situazione, diciamo così. Il comune di Ronca, non so se tutti lo conoscono, comunque è un comune da circa 3.800 abitanti, composto da 4 frazioni. C'è Ronca, c'è Terrossa, Brentone e Santa Margherita. Un comune piccolino, quindi. Sì, un comune piccolino, soprattutto a reddito, diciamo, agricolo turistico, diciamo. Beh, fa parte un po' di quelle piccole parti che però sono molto legate alla tradizione, quindi Esatto. dal territorio, diciamo. Esattamente, infatti il nostro punto di forza è il nostro museo geopaleontologico, dove ci sono diversi reperti che sono stati trovati nel luogo, e legato a quello c'è un bellissimo percorso naturalistico, il sentiero della Val Nera, e dopo passa anche dalla Val dei Corvi, dove praticamente c'è l'area picnic, e c'è un bellissimo percorso che si sviluppa all'interno di bellissimi boschi con cascate e quant'altro, dove si possono anche trovare dei piccoli fossilini ogni tanto. E quindi diciamo questo è il nostro biglietto a visita, tant'è che in questo momento stiamo anche predisponendo una nuova guida turistica da sviluppare poi e da distribuire in giro nei servizi che ci sono, per poter portare qualcuno a conoscere anche il nostro territorio. Bello, perfetto, perché sono quei comuni che vanno proprio scoperti nelle loro piccole particolarità. Esattamente, perché ci sono tante piccole particolarità. Noi siamo un piccolo centro ovviamente, però dalla soppressa d'Eco, da tutti i nostri vini, noi nel nostro piccolo comune abbiamo circa 17-18 cantine, di cui diverse anche molto importanti, che fanno vinificazione. Siamo praticamente orgogliosamente patria del Durello, in qualche modo, che noi cerchiamo di sviluppare in qualunque modo. Quindi abbiamo veramente dei prodotti che sono molto particolari, ma molto ben apprezzati dalle persone. Ci mancano solo le persone che vengono a trovarci. No, ma dopo questa trasmissione siamo sicuri che verranno tutti a Ronca a visitare questo piccolo comune e a scoprire le sue perle. Certo. E a proposito, appunto, sappiamo che le particolarità, tra cui il vino di Ronca, oltre al vino c'è la soppressa, giusto? La soppressa e anche il pane. Da qualche anno abbiamo il marchio Decò, abbiamo una piccola realtà che è Brenton, dove sono veramente bravi a fare questo soppressa, perché lavorano proprio la soppressa, il pan biscotto, che è sposata poi col vino Durello, è qualcosa di fantastico. E ogni anno viene fatta proprio, mi sembra di agosto, questa sagra in questo piccolo borgo molto particolare, dove vengono presentati questi prodotti. Purtroppo è un paio d'anni che a causa del Covid non si è riuscita a fare. Quest'anno si era anche tentato, ma la difficoltà proprio nel piccolo borgo con queste regole che comunque ci sono, era difficile mettere dentro tante persone, perché proprio è un piccolo cortile dove ci sono tutti quelli che producono queste soppresse, questi ossocolli, tutti questi prodotti, diciamo. Sì, le regole non ci consentono di mettere dentro tanta gente, quindi è difficile, insomma, organizzarla. Comunque ci prepariamo bene per l'anno prossimo, per accogliere tutte le persone che vorranno venire ad assaggiare questi prodotti. Esatto, infatti abbiamo visto prima, eccoli qua le immagini che stanno passando prima c'era il pane, adesso abbiamo visto delle soppresse, elementi caratterizzanti di questo territorio. Speriamo di riuscire a tornare ad assaggiarli subito, certo, perché l'abbinamento penso sia fantastico. No, è veramente fantastico. Prima si parlava del Durello, infatti a maggio, noi la terza domenica di maggio, normalmente a Ronca viene fatta proprio la festa del vino, che è da 40 anni che si fa, Sì, 40 anni. 40 anni. Circa. E
praticamente il bello è che in questa festa praticamente molte, non tutte, ma molte delle cantine che sono presenti nel nostro territorio fanno proprio il chioschetto in piazza presentando tutti i loro prodotti. Che bello! La Proloco e i volontari fanno da mangiare, eccetera, eccetera, e è una sagra dove uno viene e può assaggiare il durello, il soave di vari produttori, sentirne le differenze e le caratteristiche di uno piuttosto dell'altro, proprio in diretta senza dover recarsi in cantina e quant'altro, quindi è Bellissimo, bellissimo. Sì. bellissimo. Proprio fatto apposta per scoprire i prodotti del territorio. Esatto, direi. esatto. Bellissimo, fantastico. Purtroppo è 2 anni che non possiamo farla, speriamo l'anno prossimo. Speriamo insomma. nell'anno prossimo. Esatto. Sì, assolutamente speriamo nell'anno prossimo. E poi abbiamo detto anche l'ultima cosa, magari diciamo subito 2 parole prima di presentare poi gli altri eventi che ci sono quest'estate, invece quelli che sono stati organizzati, che si possono fare. Prima diciamo qualcosa sul museo di Ronca. Di Ronca, il museo dei fossili. Sì, il museo di Ronca praticamente è un museo paleontologico. Sì. Praticamente abbiamo la copia di un prototherium che è stato trovato. Adesso l'originale è esposto perché in quel momento, quando è stato ritrovato, non era ancora riconosciuto come museo il nostro, e quindi è stato portato al museo di Padova. E lì abbiamo solo la copia, ma abbiamo molti altri reperti, perché ogni anno comunque noi organizziamo una campagna di scavi, perché vogliamo prima o poi trovare qualcosa di bello massiccio, insomma. Speriamo. E comunque ogni anno si ritrova sempre qualche cosina di particolare, delle lumache, c'è la mandibola di un coccodrillo, cioè voglio dire, tutte cose molto strane. Bello, molto interessanti. Sì. Comunque. Ultimamente cerchiamo anche di ampliarlo, mettendo anche dei minerali, perché è giusto anche far vedere, visto che la nostra zona è una zona comunque vulcanica, far vedere anche i minerali che compongono il nostro territorio, che dopo sono gli stessi minerali che poi danno il gusto al nostro durello, ovviamente. Giusto, quindi è proprio il territorio Certo. che arricchisce. Senza dimenticare il castello, Abbiamo anche scoperto ultimamente. sì, diciamo, si è sempre saputo che là c'era un castello. Sulla zona tra Roncata e Rossa, diciamo su un monte ci sono i ruderi di un piccolo castello che Wow. si sta cercando, insieme con l'Università di Padova, con dei volontari, di andare a recuperare. Sono stati fatti alcuni lavori, vediamo, perché ci sarebbe l'idea un giorno di riuscire a ricostruirlo magari parzialmente e vedere di fare qualcosa, però siamo ancora un po' indietro lì. Però è stata una scoperta, quindi Sì. molto recente. Sì. Sì, recente come scoperta gli scavi. Sì. Nella storia tutti sapevano che c'era qualcosa, però Ok. gli scavi sono recenti, sono 5-6 anni, penso. Sì. Beh, allora Hanno non trovato è delle moltissimo. terracotte, hanno trovato dei vasellami, non tantissima cosa, però Comunque dei reperti ci sono. Esatto, è qualcosa che contribuisce a dare rilievo al territorio. Sì, non vorrei dimenticare una cosa, perché abbiamo parlato un po' delle sagre, di quella di Ronca e abbiamo anche una grossissima sagra che viene svolta nella frazione di Terrossa, che sarebbe la sagra di Mussi, dove c'è il palio dei Mussi, dove ci sono le contrade che presentano i loro prodotti tipici, quindi quando si viene a quella sagra si può fare il giro delle contrade che hanno tutti i carretti caratteristici, dove da una parte si può mangiare il lesso con la pera, dall'altra il scopetton con la polenta, e ci sono tutte queste cose, tutte queste contrade che fanno tutti i prodotti diversi. E in più alla domenica c'è il palio proprio dei Mussi, con tutte le contrade che hanno il loro fantino e combattono per avere la meglio, insomma, sull'altro. Quindi è una specie di piccola Siena. Esatto, proprio per ricreare quell'atmosfera. E speriamo l'anno prossimo, insomma. Speriamo. Esatto. Però adesso facciamo una piccola Certo. pausa, direi, e scopriamo tutti gli altri eventi che invece quest'anno si possono fare. Quindi amici, restate lì, sempre su questo canale, sempre sul 640, un po' di musica e noi torniamo presto. Come va nel comune di Ronca? Ma il comune di Ronca in questo momento, diciamo bene, dai,